Siamo con mister Mascarenhas del Valdagno. Allora, mister, una partita difficile, tosta, ma direi che alla fine avete giocato un gran bell'incontro. Sì, molto difficile. Al fine credo che noi abbiamo molta colpa per il risultato perché gli ultimi 10 minuti della mia squadra hanno sido veramente malos. Dobbiamo migliorare in questo perché già non è la prima volta che non passa di star vincendo di una forma confortabile perché credo che abbiamo fatto un gioco buono nella maggioranza della partita e dopo abbiamo sbagliato gli ultimi 10 minuti. E il Novara è una buona squadra individualmente molto buona e ben organizzata e che non si ha posto in problema. E, bueno, quello è algo che abbiamo che migliorare. E, ma in forma generale abbiamo fatto una buona partita, ma eh, sembra malo per gli ultimi 10 minuti che abbiamo fatto. Avete impostato una partita sul pressing. Io ho visto veramente che andavate subito a cercare l'uomo proprio mentre l'Azzurra stava cercando di costruire un'azione, e questa è stata un po' la vostra forza per tre quarti di partita. Ecco, ho letto bene l'incontro. Sì, sì, è la nostra forma di giocare contro Novara e contro tutta l'altra squadra. È il nostro modello di gioco che dobbiamo migliorarlo. Ancora abbiamo iniziato, abbiamo 3 mesi, 2 mesi e mezzo di lavoro e stiamo migliorando di partita a partita e sappiamo che il Novara individualmente tiene molta qualità e che si giocano con spazio, guardano un buon passaggio, guardano un buon tiro e ha sido quello che ha successo negli ultimi 10 minuti che abbiamo basato un po' difensivamente e abbiamo sbagliato molto passo offensivo e al fine abbiamo sofferto più che necessario. Una vittoria però importante. Sì, sì, super, stiamo migliorando di partita a partita, il campionato è lungo, sarebbe sempre super importante per noi vincere qua. eh, è difficile di vincere qua anche perché loro sono una buona squadra, necessitano dei punti e questo anche difficolta un po' di più la nostra tarefa. Ma al fine abbiamo vinto 3 punti a casa e seguiamo nella parte sopra Alta. della classifica che era il nostro obiettivo all'inizio della stagione e vediamo dove possiamo arrivare al fine. Grazie mille e complimenti. Grazie mille e bocca al lupo a Novara. Grazie.